Cari amici di Sapuri, bentrovati. Sono Ugo Nicosia, docente di Fondazione Italiana Sommelier Vivenda. Oggi vi porto in un luogo che non abbiamo ancora esplorato insieme. Siamo sui Nebrodi, nel comune di Ficarra, in provincia di Messina, per parlarvi dell'azienda Lenzo Winery. Da un'idea imprenditoriale tutta siciliana dell'imprenditore Nino Lenzo nasce questa nuova realtà che imbottiglia a partire dal 2021 e che attualmente consta di circa 35.000 bottiglie prodotte. La filosofia produttiva di Lenzo Winery prevede una capacità produttiva rispettosa e mai invasiva dell'uso dei terreni e nello sviluppo dei processi per una visione aziendale green ed ecosostenibile. Pensate che durante la lavorazione dell'uva viene posta un'attenzione particolare all'eliminazione di tutti gli elementi estranei agli acini di uva, quindi si tolgono i cosiddetti MOG, Material Other Than Grapes. Allo stato attuale vengono prodotte 8 etichette con vitigni che fondamentalmente sono Nero d'Avola, Nocera, Cabernet, Perricone e Grillo. Interessante anche una spumatizzazione metodo ancestrale. La cantina Lenzo Winery sarà anche fra le prime 5 firmatarie della Neo DOC Nebrodi, una nuova nicchia della qualità vitivinicola siciliana. Oggi degustiamo insieme questo Sicilia DOC Riserva chiamato Tritter, un blend di Nero d'Avola, Cabernet Sauvignon e Nocera nell'annata 2021. Tritter subisce un affinamento in acciaio e bottiglia prima di raggiungere i consumatori del mercato. Si presenta di un affascinante colore rosso sangue di piccione, con dei riflessi ancora violacei, segni di una lunga vita davanti. Il naso è caldo, suadente, confortevole ed intenso, con una macchia mediterranea ben presente, frutti rossi e frutti neri insieme, come i mirtilli o le more. Interessante è anche la nota di prugna ed una base vegetale balsamica. Il sorso è molto caldo ed avvolgente, ottima la glicerina, ottimo anche il tasso alcolico, sostenuto però da un tannino già suadente, elegante e una nota acida e sapida insieme. Esalta le papille gustative e accompagna l'assaggio nel tempo. È un compagno ideale con formaggi stagionati, con cacciagione, con salumi. È davvero un ottimo vino anche per delle chiacchiere in compagnia. E come diceva Goethe, la vita è troppo breve per bere vini mediocri.